Amém? Siamo qua oggi perché vogliamo offrire il nostro amore, la nostra gratitudine a questo Dio che ti ha portato fin qua, che ti ha benedito tutta la settimana, che ha fatto miracoli nelle nostre vite ogni giorno, perché se siamo qua è perché il Signore ha fatto miracoli nella nostra vita ogni giorno. E io vorrei dire una cosa a voi questa sera. In un proposito che noi stiamo facendo, io sto imparando tanto con Dio, tanto. E una delle cose che Dio ha parlato tanto al mio cuore, tantissimo al mio cuore, è che Dio sempre è stato lo stesso. Lui non è mai cambiato. Io sono cambiata, tu sei cambiato, ma Lui non ha mai cambiato. E se noi non riusciamo a ottenere qualcosa di grande che noi vogliamo dal Signore, non è Lui, siamo noi. Siamo noi che dobbiamo cercare di più la presenza del Signore. Siamo noi che dobbiamo avere una intimità più grande con il Signore. Siamo noi che dobbiamo strappare il nostro cuore nella presenza del Signore, dire veramente tutto quello che dentro del nostro cuore non riusciamo a dire a nessuno, ma a Lui noi possiamo dire, perché Lui conosce dentro e fuori. Noi non dobbiamo avere vergogna di questo Dio, noi dobbiamo dire a Lui tutta la verità. E una delle verità che io voglio dire oggi al Signore e che vorrei chiedere a voi di dire veramente al Signore: Signore, perdonaci perché abbiamo sbagliato, perdonaci i nostri peccati, perdonaci la mancanza di tempo, perdonaci, Signore, perché noi mancamo veramente nel tuo confronto, noi manchiamo, che noi possiamo essere sinceri con il nostro Signore. Chiudi gli occhi in questo momento, prega al Signore. Il Signore ascolta la tua preghiera, il Signore ascolta la nostra preghiera, perché il nostro Dio è lo stesso Dio di ieri, è lo stesso Dio di oggi e sarà lo stesso Dio di domani. Lui non cambia, Lui è immutabile. Siamo noi che cambiamo, siamo noi che usciamo dalla presenza del Signore, ma questa sera noi vogliamo stare nella presenza del Signore, noi vogliamo uscire di qua pieno di questa presenza che cura, questa presenza che sana, questa presenza che libera. Noi vogliamo lodare questo Dio e dire: Signore, grazie Signore, grazie per tutto ciò che tu è nella mia vita, per tutto quello che fai, Signore, per me, per tutto quello che fai per questa chiesa, Signore. Signore, noi vogliamo ringraziarti, Signore, con tutto il nostro cuore e dirti, Signore, o quanto noi ti amiamo, Signore, o quanto noi abbiamo bisogno di te. Signore, perdonati, Signore, a nostra mancanza di tempo, Senhor. Perdona-te, Senhor, se in qualquer momento di questa settimana não abbiamo letto la tua parola. Perdona-te, Senhor. Ma, Senhor, questa sera noi vogliamo essere più vicino a te. Senhor, questa sera noi vogliamo veramente, Senhor, essere più intimo, Senhor. Noi vogliamo, Senhor, nós vogliamo dire: io sono la tua figlia, il tuo figlio. Noi vogliamo dire: io sono la tua figlia amata, io sono tuo figlio amato. Senhor, grande, Senhor, sei tu, Senhor. Tu sei grande, Senhor, e nós vogliamo lodarti, Senhor. Nós vogliamo dirti, Senhor, que tu sei tutto per noi. Amém. Aplauda o Senhor. Alleluia. Gloria all'Eterno. Alleluia. Alleluia. Innalziamo il nome del Signore che è potente, che è Re, che è meraviglioso. Alleluia. Innalziamo il suo nome.
un alleluia davanti ai miei nemici. Innalzo un alleluia sopra l'incredulità. Innalzo un alleluia davanti ai miei misteri. Innalzo un alleluia, il cielo lotta già per me. Io canterò Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re è vivo. Innalzo un alleluia con tutto quello che è in me. Innalzo un alleluia, la paura fuggirà da me. Innalzo un alleluia davanti ai misteri. Innalzo un alleluia, la paura non ha forza in me. Come insieme io canterò Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re è vivo. Io canterò in mezzo alla tempesta, sempre più forte la mia lode ruggirà. Una volta ancora la speranza sorgerà, la morte è sconfitta, il re è vivo. Cantalo più forte, 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 cantalo più forte cantalo più forte davanti ai miei nemici. Cantalo più forte sopra l'incredulità. Cantalo più forte, piano di una melodia. Cantalo più forte, il cielo lotta già per me. cantalo più forte davanti ai miei nemici. Cantalo più forte sopra l'incredulità. Cantalo
so che c'è un posto che mi aspetta. Straniero io sono, la mia casa è il cielo. Mio Gesù, vieni per la tua chiesa. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore. Insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato. Egli viene, egli viene. Voglio amare le cose di qui, perché so che c'è un posto che mi aspetta. Straniero io sono, la mia casa è il cielo. Mio Gesù, vieni per la tua chiesa. Io so che presto arriverà e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria ad abitare. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore. Insieme agli angeli io canterò. Degno è l'agnello che si è donato. Egli viene. Tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo: ora vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo: ora vieni. Tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo: ora vieni. Sei Signore, tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere tutta la lode. Noi dichiariamo: ora vieni. Sei Signore, tu sei Signore, il nostro Dio. Degno tu sei di ricevere la lode. Noi dichiariamo: ora vieni. Io so che presto arriverai e chi sarà pronto con lui andrà nella sua gloria. Egli viene, non ci sarà più tristezza e timore. Insieme agli angeli io canterò. L'agnello che si è donato. Egli viene.
Possiamo fare un applauso al Signore? Gloria a Dio. Amém? Questo è il momento della nostra décima offerta. Chi ha portato la tua decima, la tua offerta alla casa del Signore? Amém? Chiudi i tuoi occhi. Preghiamo. Signore, in nome di Gesù, Padre. Signore, io ti chiedo in nome di Gesù che tu possa benedire, Signore, ogni ofertante, ogni dizimista, Padre, che porterà, Signore, la sua offerta, la sua decima, Signore, a casa do tesouro, Padre. Signore, in nome di Gesù, Padre, che tu possa, Signore, prosperar na vida de ogni persona, Padre, que tu possa, Senhor, abrir, Senhor, porta, Senhor, de lavoro para aquele que se encontra, Senhor, em esse momento, senza un lavoro, Padre. Dio, nós sappiamo, Senhor, que tu é o Dio, Senhor, que tu fai maravilha, Senhor, per quelli che sono fedeli a te, Padre. E nós crediamo, Senhor, que tu possa, Senhor, fare grandi cose na vida de ogni persona que porta, Senhor, a sua décima, a sua oferta com suo cuore, Senhor, gioindo, Senhor, com suo cuore, Senhor, transbordando de alegria, Senhor, por portare, Senhor, até, Senhor, na tua casa, Senhor, la sua oferta. Padre, como é maravilhoso, Senhor, poter portare, Senhor, la nostra oferta, Senhor, la nostra décima, Senhor, perché sappiamo, Senhor, que tu é aquele que te dá lavoro, Padre, que tu é aquele que te mantiene ogni giorno, Padre. Per cui, Senhor, nós te ringraziamo, Senhor, pela tua bontade, nós te ringraziamo per tuo amore, Senhor, nós te ringraziamo, Senhor, pela vida, Senhor, de quelli que hoje não há, Senhor, mas porque nós sappiamo que domani avranno, Pai, perché noi crediamo, Senhor, que tu é o Dio que prende cura de uno di noi. Così io ti prego, Senhor, e ti ringrazio em nome de Jesus. Amém. Candele sono accese, sono qui che aspetto i rumori dei tuoi passi che arriva sulla porta. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Basta bussare, io aprirò per te, Gesù. Vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, parla con me, Maranatha,
bussare io aprirò per te, Gesù. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Maranatha. Le mie vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, che bellissimo, tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare qui. Le vesti bianche le ho già messe per te, sono qui che ti aspetto, vieni, balla con me, Maranatha, Tu puoi dire, hai fuoco negli occhi, hai fuoco negli occhi, io non immaginavo, tu sei bellissimo, tu sei bellissimo, io apro la porta al mio sposo amato, puoi abitare qui, puoi abitare
visitante oggi, si chiama Paola, è amica da missionaria Chris. Cosa possiamo dire? La Chiesa può dire alla Paola? Sei benvenuta in nome di Gesù. Amém? Questa è la casa del Signore, è la tua casa. Puoi tornare quando sentir voglia di tornare, che sarà ben ricevuto in nome di Gesù. Amém? Voglio chiamare la missionaria Marinei. Finché arriva la missionaria Marinei. Sì, voglio dare un avviso importantissimo. Importantissimo, eh? 11 settembre, questa data è un po' difficile da dimenticare, vero? 11 settembre, non so come mai, 11 settembre. Abbiamo un evento speciale. È un evento speciale perché questo evento è del Teens. E perché è un evento speciale? Perché i nostri ragazzi hanno bisogno di Dio. I nostri ragazzi hanno bisogno di camminare nella strada di Dio, e quindi è importante che noi come genitori portiamo, li aiutiamo a stare, a fare presenza in ogni evento. È importantissimo. La Melia sta facendo il suo meglio per i nostri figli e noi dobbiamo fare il nostro meglio per aiutarla in questo momento, in questo evento. Sarà un evento elegante, sarà da mangiare, vero? Tantissimo, mi ha detto tantissimo, buonissimo. Quindi prendiamo questo impegno. 11 settembre alle ore 16, qua nella chiesa di Verona. Amen? Missionaria Marinei. Alziamo le nostre mani e preghiamo. Signore, in nome di Gesù, Padre. Signore, ecco qua, Signore, la tua figlia, la tua serva, Signore. Dio, in nome di Gesù, Padre. Em nome di Gesù, Senhor. Scende, Senhor, o teu Espírito Santo sobre a tua filha, Padre. Dio, in nome di Gesù, tutto quello, Senhor, che tu ha parlato, Senhor, al suo cuore, Senhor. Che lei possa, Senhor, parlare la tua chiesa questa sera. Padre, in nome di Gesù, Padre. Em nome di Gesù, benedica la sua casa, la sua família, Senhor. Proteja, Senhor, a sua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Potevi sedervi. A paz do Senhor. Pace del Signore. É com muita alegria È con molta allegria de poder estar aqui di poter essere qui para condividir com vocês per condividere con voi aquilo que o Senhor já falou comigo. quello che il Signore già ha parlato con me. Ele falou comigo de uma maneira. Lui ha parlato con me in un modo. Eu não sei se vai falar com vocês do mesmo jeito. Io non so se parlerà con voi nello stesso modo. A única coisa que eu sei, L'unica cosa che io so que o Deus que falou comigo è che il Dio che ha parlato con me é o Deus que vai falar com vocês. è il Dio che parlerà con te. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vocês já disseram hoje Voi avete già detto oggi que o nosso Deus é lindo. che il nostro Dio è bello. Aleluia. Aleluia. Que bom que nós temos agora como se chama? Che bello che adesso noi abbiamo un Já até esqueci o nome. uno sgabello, un appoggio, Um pouquinho mais largo. perché è più largo. Gostaria de condividir com vocês Vorrei a condividere palavra con voi la parola em 1 Reis, in Primo Re, capítulo 19. capitolo 19. Nós vamos ler
Noi leggeremo até o capítulo 7. fino al versetto 7. Em que estado vocês estão? Em que lugar vocês se encontram? In che luogo voi siete? O Senhor está perguntando hoje para Il vocês. Signore sta chiedendo oggi per voi. O Senhor já perguntou para mim. Il Signore già ha chiesto a me: Em que logo tu estás? in che luogo tu sei? Mas uma coisa eu sei, Ma una cosa io so, que aonde você estiver, che ovunque voi siete, o nosso Deus il nostro Dio é poderoso è potente para te transferir per trasferirti para o lugar que Ele quer nel luogo che Lui vuole e bem melhor e ben meglio que Ele tem che Lui ha para você per te e para mim. e per me. Amém? Aleluia. 1 Reis, capítulo 19, a partir do verso 2. Primo Re 19 partendo dal versetto 2. Allora Isabel mandò un messaggero a Elia per dirgli: gli dei mi trattino con tutto il loro rigore se domani a quest'ora non farò della vita tua quel che tu hai fatto della vita di ognuno di quelli. Elia, vedendo questo, si alzò e se ne andò per salvarsi la vita. Giunse a Beersheba, che appartiene a Giuda, e vi lasciò il suo servo. Ma egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino, andò a mettersi seduto sotto una ginestra ed espresse il desiderio di morire dicendo: basta, prendi la mia anima, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Allora un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve e si coricò di nuovo. L'angelo del Signore tornò una seconda volta, lo toccò e disse: alzati e mangia, perché il cammino è troppo lungo per te. Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, il Amém. monte di Dio. Amém? Vou falar um pouquinho sobre Elias, Parlerò un pochino sopra Elia, para que vocês possam entender perché voi possiate capire um pouquinho a mensagem un po' il messaggio que o Senhor quer nos passar nesta che noite. il Signore vuole passarci questa notte. Quem foi Elias? Chi era Elia? Eu penso que todos já sabem. Io penso che tutti già lo sanno, Mas uma coisa foi escrita ma una cosa è stata scritta em Tiago, in Giacomo, que Elias che Elia era um homem comum è un uomo como nós. come noi, Tinha todas as emoções que nós temos. aveva tutte le emozioni che noi abbiamo. Então, se Elias E allora se Elia tinha as mesmas emoções aveva le stesse emozioni que nós temos che noi abbiamo e que nós temos a mesma emoção dele, e noi abbiamo le stesse emozioni di lui, então nós somos capazes allora noi siamo capaci de fazer o extraordinário que Elias fez. di fare lo straordinario che Elia ha fatto. Aleluia. Glória a Deus. Quem foi Elias? Chi era Elia? Tisbita, morador de Gileade. Preveu uma seca de 3 anos. Está sentindo um pouco? Elias foi Elia è stato um tesbita. un tesbita, Ele era um morador de Gileade. era un abitatore De Gileade. di Gileade. Preveu Ha previsto uma seca de 3 anni. una carestia di 3 anni Entregou uma dura mensagem E ao ha rei Acabe, e ha dato un duro messaggio al re Acab, a qual afetou toda a economia nacional de Israel. il quale ha attaccato tutta l'economia nazionale di Israele. Foi sustentado milagrosamente pelos corvos, Fu sostenuto miracolosamente dai corvi 2 vezes ao dia. 2 volte al giorno. Preveu milagrosamente Ha preveduto miracolosamente o alimento da viúva de Sarepte. l'alimento della vedova di Sarepta. Desafiou 850 profetas idólatras. Ha sfidato 800
Profetas idolatri. orou para descer fogo do céu Ha pregato perché scendesse il fuoco dal cielo de forma milagrosamente in una forma miracolosa sobre um holocausto no Monte Carmelo. sopra l'olocausto nel Monte Carmelo. Elias preveu o fim da seca de 3 anos, Elia ha previsto la carestia dei 3 anni em meio de uma grande chuva que caiu em Israel. in mezzo a una grande pioggia che è caduta su Israele. Eu acho mais bonita essa parte aqui. A me piace di più questa parte qui. Elias correu 27 quilômetros, Elia ha camminato 27 chilometri, mas ele correu mais veloz do que o carro de Acabe. ma ha corso più veloce del carro di Acab. É muito lindo. È molto bello. Nós podemos dizer hoje Noi possiamo dire oggi que nós, no poder de Deus, che noi nel potere di Dio, nós temos mais velocidade noi abbiamo una velocità do que aqueles que não andam na presença di do quelli che Senhor. non vanno nella presenza del Signore. É muito lindo isso. È molto bello questo. Se diz que Elias era um homem comum como nós, Se dicono che Elia era un uomo comune come noi, nós também nos temos essa capacidade. anche noi abbiamo questa capacità. Elias foi alimentado por um anjo Elia è stato alimentato dall'angelo e caminhou 40 dias e 40 e ha noites. camminato 40 giorni e 40 notti. Elias presenciou 3 manifestações milagrosas Elia ha previsto 3 manifestazioni miracolose da presença de Deus no Monte Carmelo. della presenza di Dio nel Monte Carmelo. Elias dividiu a água do Jordão em Elia 2 partes Elia ha diviso l'acqua del Giordano in 2 parti e atravessou o rio em seco, acompanhado do seu companheiro Eliseu. e ha attraversato il fiume accompagnato dal suo compagno Eliseo. Elias faz descer fogo do céu Elia fa scendere il fuoco dal cielo em 2 ocasiões in 2 occasioni sobre os soldados que queriam prendê-lo. sopra i soldati che volevano prenderlo. E depois eu digo a última coisa, quem dopo- foi Elias. E io dopo dico per ultima cosa chi era Elia. Aí diz a palavra do Senhor aqui, E dice la parola del Signore qui que Elias che Elia ouviu ha sentito uma afronta un affronto de uma mulher. di una donna E ela ainda determinou e lei ha determinato a hora que ela iria mandar matá-lo. e lei aveva determinato l'ora in cui l'avrebbe mandato ad uccidere. Elias vivenciou e viveu realizando todas essas manifestações miraculosas. Elia ha evidenziato e ha vissuto tutte queste manifestazioni miracolose, Mas apesar de uma afronta, de uma notícia, ma nonostante un affronto, una notizia, Elias Elia, foi afrontado lui è stato affrontato e veio um sentimento. e viene il sentimento. Elias entrou em crise. Elia è entrato in crisi E esta crise e questa crisi foi uma crise de medo, è stata una crisi di paura, de angústia di angoscia que ele vivenciou. che lui ha vissuto. Um homem Un uomo que tinha vivenciado tudo isso. che aveva evidenziato tutto questo. E hoje Deus ensina para mim. E oggi questo insegna per me. Não importa os anos que nós estamos caminhando com o Senhor. Non importano gli anni in cui camminiamo con il Signore. Não importa os anos que Deus nos usa. Non importano gli anni nei quali Dio ci usa. Não importa os anos que nós vivenciamos milagre do Senhor. Non importano gli anni in cui noi Que nós evidenziamo não miracoli col podemos Signore. cair. Che noi non possiamo cadere. Que nós não podemos entrar em colapso. Noi non possiamo entrare in collasso. Elias caiu num colapso. Elia è caduto in collasso. Elias, ele desistiu. Elia ha desistito. Que diz a palavra aqui do Senhor. E qui dice la parola del Signore. Ele foi Lui è andato para Berseba per Berseba e deixou o seu moço, e ha lasciato il suo ragazzo, seu il companheiro. suo compagno. É a primeira dica quando uma pessoa começa a entrar em depressão. È la prima segnale che una persona dà quando entra in depressione. Ela quer estar só. Lei vuole stare sola, Ela não quer um companheiro. non vuole un compagno.
E aconteceu isso Ed è successo questo con lui, com Elias. con Elia. E o que aconteceu com ele? E cos'è successo con lui? Ele foi para o deserto. Lui è andato per il deserto. Se colocou debaixo de uma árvore que Se- não tinha nem folha. Si è messo sotto un albero che non aveva neanche le foglie. É no deserto. È nel deserto. E dormiu. E ha dormito. E dormiu. E ha dormito. É nesse momento È in questo momento que Deus che Dio começou inizia a trabalhar a lavorare na vida nella de vita Elias. di Elia. É nesse momento È in questo momento que o Senhor che il Signore começa comincia a fazer algo a fare qualcosa na vida de Elias. nella vita di Elia. Que diz a palavra assim: E dice così la parola. e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: Allora un angelo lo toccò e gli disse: levanta-te e come. Alzati e mangia. Eu estava olhando na Bíblia, pesquisando algumas partes. Io stavo guardando nella Bibbia cercando in alcune parti. O único lugar L'unico luogo que tem escrito, in cui c'è scritto, pode ser que tenha outros lugares, può essere che ce ne siano degli altri, aonde o anjo tocou, dove un angelo ha toccato. foi nessa parte com Elias È stata in questa parte con Elia e com Jacob, e con Giacobbe, que ele lutou com o anjo. che lui è stato toccato dall'angelo. Tanto é que Seroto, uma parte do Jacob. Tant'è che ha fatto male una parte di Giacobbe. E o que o Senhor quer nos dizer hoje? E cos'è che il Signore vuole dirci oggi? Hoje o Senhor nos diz Oggi il Signore ci dice que nós temos che noi abbiamo, que descansar, che noi dobbiamo riposare, temos que relaxar, dobbiamo rilassarsi, porque tem pessoas aqui, perché ci sono persone qui, como também eu, come anch'io, nós trabalhamos, che noi lavoriamo, nós fazemos, noi facciamo le cose, nós queremos fazer, noi vogliamo fare le cose, mas certos momentos ma in un certo momento o Senhor il Signore quer falar contigo. vuole parlare con te. Ele quer te tocar Lui vuole toccarti na hora que você está repousando. nell'ora in cui tu stai riposando. Na hora que você está cansada. Nell'ora in cui tu sei stanca, Na hora que você diz para você mesmo: nell'ora in cui tu dici a te eu não stessa: aguento mais. io non ce la faccio più, Para mim acabou. per me è finita. Nessa hora, In questo eu momento vou dizer para vocês: io dirò a te, eu já dirò a passei por voi, isso. io ho già passato per questo. Você não adianta nem orar, Tu non riesci neanche a pregare, nem jejuar, neanche a digiunare, nem fazer vigília, neanche a fare vigilia, porque você está cansado. perché tu sei stanca. Você está estafa. Tu sei stanca, Você não consegue tu non ce la fai, nem perceber neanche percepisci quando o anjo te toca. quando l'angelo ti tocca, Porque Elias aconteceu isso com ele. perché così è successo con Elia. E Deus queria ensinar isso para Elias. E Dio voleva insegnare ad Elia questo. E o que ainda mais aconteceu, E che cosa è successo ancora? o anjo, Elias, ele voltou a dormir. Ele comeu, Elia è tornato a dormire, lui ha mangiato, o anjo tocou ele. l'angelo ha toccato lui. Imagine só um anjo que lhe toca. Immaginati un angelo che ti tocca. Se fosse eu, Se fossi io que um anjo me tocasse, che l'angelo mi tocca, eu me levantaria io mi alzerei e começaria e inizierei a bailar, a ballare, a dizer a dire que tu és lindo. che tu sei bello. Mas Elias Ma Elia tornou-se a dormir. è tornato a dormire. A coisa mais linda é que Deus deixou ele dormir. La cosa più bella è che Dio l'ha lasciato dormire. Se você dorme, Se tu dormi, o anjo te toca l'angelo ti tocca e você não sente. e tu non lo senti, E se você volta a dormir, e se tu torni a dormire,
podem até te dizer: può anche dirti, aquele irmão, quel fratello, aquela irmã quella sorella são preguiçosos, sono pigri, eles só vivem dormindo. solo vivono dormendo. Mas só quem sabe é Ma Deus. solo chi lo sa è Dio. Qual é o processo? Qual è il processo? Qual é a crise que Qual è la você crisi está che tu stai passando? passando? Qual é a tua emoção que Qual- você está Quali passando? sono le tue emozioni che tu stai passando? Não te preocupar Non preoccuparti com aquilo que vão dizer. con quello che diranno. Hoje, para nós, Oggi per noi, nessa palavra, in questa parola, Deus nos está ensinando Dio ci sta insegnando e está nos dando uma direção. e ci sta dando una direzione. Dorme Dormi e repousa. e riposa E come e mangia e bebe. e bevi, Porque o anjo ele veio outra vez, perché l'angelo è arrivato un'altra volta ele trouxe e ha portato pão pane já cozido, già cucinato, era sopra uma brasa. era sopra una brace. Nós podemos dizer: Noi potremmo dire, por que não era assado? perché non era crudo? Porque já era cozido. Perché era già cotto? Porque Deus vai te alimentar Perché Dio ti alimenta com pão con pane do dia e da hora. nel giorno e nell'ora. Ele não vai dar pão mofado. Lui non ti dà del pane vecchio. O que significa o pão para nós? Che cos'è che significa il pane per noi? Significa a palavra do Senhor. Significa la parola del Signore. A palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. La parola del Signore si rinnova ogni giorno, Ela se renova a cada hora. si rinnova ogni ora. A palavra do Senhor fala com você de uma maneira La parola del Signore parla con te in un modo e fala comigo de outra e maneira. parla con me in un altro modo. Porque ela dá resposta daquilo que você está precisando receber. Perché Perché lei dà la risposta di quello che tu hai bisogno di ricevere. E depois tinha uma botija de água. E dopo c'era una bottiglia d'acqua. O que é a água? Che cos'è l'acqua? Água significa refrigério. L'acqua significa il rinfresco. A água significa L'acqua significa para nós per noi a purificação. la purificazione. Muitas vezes Molte volte nós nos sentimos sujos noi ci sentiamo sporchi por algo que nós fizemos, per qualcosa che noi abbiamo fatto, por atitudes que nós tivemos. per attitudine che noi abbiamo avuto. Mas Deus ele te dá água Ma Dio ti dà l'acqua para te purificar, per purificarti, para que tu volte a ser uma nova criatura. perché tu torni ad essere una nuova creatura. Porque diz assim: Perché dice così: quando você se batiza, quando tu ti battezzi, antes nós somos uma pessoa vecchia. prima noi siamo una persona vecchia, Vivemos numas atitudes antigas. viviamo in attitudini antiche, Mas depois que você é imergida na água, ma dopo che tu sei immerso nell'acqua, você é uma nova criatura. tu sei una nuova creatura. E Deus faz assim. E Dio fa così. Deus ele nos trata, Dio ci tratta, ele nos alimenta ci alimenta com pão con pane e com a água. e con acqua, Porque são significados muito profundos para nossas vidas. perché sono significati molto profondi per la nostra vita. E a coisa mais linda, E la cosa più bella que quando Deus te alimenta, è che quando Dio ti alimenta, Ele te fortifica. Egli ti fortifica. Eu não sei Io non so que tipo de alimento, aonde vocês estão indo buscar um alimento para você. che tipo di alimento, dove tu stai andando a cercare un alimento per te. Um alimento que te fortifica Un alimento che ti fortifica ou um alimento que te traz mais debilidade? o un alimento che ti dà più difficoltà. Porque muitas Perché? vezes Perché molte volte nós estamos passando por crises, noi stiamo passando per crisi, passando por momentos dificultosos. passando per momenti difficili, Aí talvez você liga para uma pessoa, e allora tu chiami una persona pensando em receber pensando di ricevere uma palavra una parola que te levante. che ti alzi. Em vez, Invece você recebe uma palavra tu ricevi una parola que te derruba mais ainda. che ti abbatte ancora di più.
E aquilo ali são alimentos que não é do Senhor. E quelli sono alimenti che non sono del Signore. Os alimentos de Deus, Ele te fortifica. Gli alimenti del Signore ti fortificano. Porque a palavra diz assim: Perché la parola dice così. levantou-se, pois, e comeu e bebeu. Egli mangiò e beve. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites. Pardon. Eremanabasude Egli si cantara alzò, manai. mangiò e beve e per la forza che quel cibo gli aveva dato camminò 40 giorni e 40 notti. Eremanabasude cantara manaia. Esse é o alimento que Deus tem hoje para nós. Questo è l'alimento che oggi Dio ha per noi. Você se encontra debaixo de um zimbro? Tu sei sotto l'ombra di un albero, Você se encontra cansado? tu sei stanco, Você está com medo tu hai paura daquilo que disseram para di você? quello che hanno detto per te, Da notícia que mandaram para você? della notizia che ti hanno dato. Talvez uma notícia Talvolta una notizia que diz assim: che dice così: você não vai conseguir, tu non ce la farai, tu não vai poder entrar naquele lugar porque você não tem condições. tu non potrai entrare in quel luogo perché non hai condizioni. Tu vai com a tua força, Tu vai con le tue forze, você não vai conseguir. tu non ce la farai. Mas hoje o Senhor diz para nós Ma oggi il Signore dice per noi que mesmo che anche se nós estamos se noi siamo no meio de algo, in mezzo a qualcosa, de lugares di qualche luogo que te portam notícia che triste, ti portano notizie tristi, que te tragam che ti portano tristeza, tristezza, o nosso Deus, il nostro Dio, Ele é poderoso Egli è potente para mostrar para você per mostrarti que aquilo não vai te matar. che quello non ti ucciderà. Porque muitas vezes Perché molte volte tem gente que tem medo de ir para o deserto, ci sono persone che hanno paura di andare nel deserto, mas é no deserto que Deus trata com nós. ma è nel deserto che Dio tratta con noi. É no deserto que Deus mostra para nós quem é Ele. È nel deserto che Dio ci mostra chi è Lui. Elias, ele era um homem de poder, Elia era un uomo di potere, profeta. un profeta. Ele tinha tanta intimidade com o Lui Senhor aveva tanta intimità con il Signore que ele falava e acontecia. che lui parlava e succedeva. Mas ele foi para o deserto Ma lui è andato per il deserto porque Deus queria tratar com ele. perché Dio voleva trattare con Porque lui, Deus tinha um cuidado com ele. perché Dio voleva prendersi cura con lui. Mas muitas vezes nós estamos passando por crises Ma molte volte noi passiamo per crisi que nós Que nem percebemos che noi nemmeno percepiamo que Deus está cuidando de nós. che Dio si sta prendendo cura di noi, Porque nós estamos com nossos olhos perché noi siamo con i nostri occhi fitados nos problemas. fissi nel problema. Nós estamos preocupados com as notícias. Noi stiamo a guardare le notizie, Mas Deus é aqui nesta noite ma Dio è qui questa sera para te alimentar com per, pão, per alimentarti con pane, para te dar água, per darti acqua, para que tu se levante perché tu ti alzi e tu possa ver e tu possa força avere forza de caminhar. di camminare, Porque a obra que Deus tem para a sua vida perché l'opera che Dio ha per la tua vita não vai firmar aqui. non si fermerà qui. O projeto que Deus escreveu para você Il progetto che Dio ha scritto per te não é uma notícia de Jezabel que vai fazer você parar. non sono le brutte notizie di Isabel che ti uccideranno, Porque o nosso Deus, perché il nostro Dio, Ele é poderoso Egli è potente para completar na per, nossa vida per completare la nostra vita e para que o nome dele seja exaltado. e perché il suo nome sia Nós esaltato. temos que passar por milagre. Noi dobbiamo passare per miracoli. Ninguém vai exaltar o Senhor Nessuno esalta il se Signore não passar pela guerra. se non passare per la, Se se non nós não passa per la passarmos guerra. pela guerra, nós não vamos Se noi non passiamo per la guerra, noi non dizer que andiamo, nós somos vitoriosos. noi non diremo che siamo vittoriosi. Eu vou dizer para vocês aqui um testemunho. Io dirò a voi in questo momento una Vivo. testimonianza viva. Como Come? tem momentos da nossa vida que nós temos que dormir Ci verdadeiramente sono momenti nella nostra vita che dobbiamo dormire davvero e descansar. e riposare. Eu tenho uma filha, Io ho una figlia, para a honra e a glória do per Senhor. l'onore e la gloria del Eu Signore, creio no nome de Jesus io credo nel nome di Gesù que no mês de outubro
che nel mese di ottobre ela finirá uma faculdade. lei finirà l'università Pela honra e a glória per do l'onore e la Senhor. gloria del Signore. Mas nós passamos Ma noi siamo passati por deserto. per deserti. Chegou um dia, È arrivato un giorno, a minha filha, la mia figlia, ela me telefona de meia-noite. lei mi telefona a mezzanotte. Não, No, quando você vai fazer algo errado na sua vida, você não tem coragem de falar. quando tu fai qualcosa di sbagliato nella tua vita tu non hai il coraggio di parlare. Você só escreve quando você tem condições. Tu solo scrivi quando hai le condizioni. Ela me passa uma mensagem. Lei mi manda un messaggio. Imagine uma mãe Immagina una mamma longe lontana de uma filha. di una figlia. Ela me passou uma Lei mensagem mi ha passato un que quando messaggio eu me lembro até hoje eu venho vontade de chorar. che me lo ricordo fino adesso e quando me lo ricordo mi viene Mas voglia eu di choro de piangere. alegria. Ma io piango di allegria Porque o Deus que eu sirvo, perché il Dio che Ele osservo é onipotente e onipresente. Egli è onnipotente e Ele age onnipresente. aqui nessa igreja. Lui agisce qui in questa Ele age chiesa. no Brasil. Egli agisce in age Brasile. aonde tem uma Egli agisce dove descendência c'è nossa. una presenza di noi. Queremanabassuda e cantaramanai. Ela escreveu e disse assim E para lei ha mim: scritto e ha detto così per me: minha mãe mamma, foi igual a Elias. Elias ele pediu para morrer. è stato come Elia. Elia ha chiesto di morire. Elias não quis se matar. Elia non voleva uccidersi. É diferente. È diverso. Você pedir para morrer Tu chiedere di morire e querer se matar. e voler uccidersi. Ela escreve para mim Lei scrive così. e diz assim: Lei scrive per me e dice così: eu quero morrer. io voglio morire. Eu só não me mato Io solo non mi uccido porque eu sei perché io so que eu vou pro inferno. che vado all'inferno. Olha Guarda a seriedade. la serietà. Você crescer, Tu crescere, o teu filho, tuo figlio, nos princípios do nei principi Senhor. del Signore. Mesmo que eles se esbandam para outro lado. Anche se loro si sbandano da un'altra parte. Mas aquilo que você ensinou Ma quello che tu hai insegnato ficar semeado dentro do coração rimane deles. seminato nei loro cuori. Eu me desesperei. Io mi sono disperata, Comecei a orar. ho iniziato a piangere, Eu não andava mais, io non camminavo più, eu caminhava de joelho. io camminavo in ginocchio E nesse momento eu e liguei in quel momento io ho chiamato para o seu namorado que morava perto. per il suo ragazzo che abitava vicino. Eu disse: vai lá, Io dissi vai là onde está minha filha. vai là dove è mia figlia, Vai lá, vai là, pede para ela dormir. chiedi che lei dorma, Peça para ela repousar, digli che lei riposi, que amanhã é outro dia. che domani è un altro giorno. Ele foi Lui è andato e ele fez do jeitinho que Deus mandou eu dizer para ele. e ha fatto nello stesso modo in cui Dio ha mandato a dirlo per lui. E ela dormiu. E lei ha dormito. Eu me lembro que naquela noite, Io mi ricordo che in quella notte, naquela madrugada, in quell'alba, eu liguei só para uma io ho pessoa, chiamato solo a una persona, que foi para o pastor Ronaldo, che è stato il pastore Ronaldo, o nosso pastor que nós tínhamos il antes. nostro pastore che avevamo prima. E eu disse para Io ele: dissi così: pastor, me ajude. pastore, mi aiuti? Ele disse: não se preocupe, E lui disse: non preoccuparti, que o Deus que está aqui che il Dio che è qui vai operar lá. opererà là. E ela dormiu. E lei ha dormito. Como é importante, Com'è importante? porque tem tantos momentos nas nossas vidas Perché ci sono tanti momenti nella que nostra nós vita estamos tão atribulados, che noi siamo così nós stanchi, estamos tão aflitos, noi siamo tanto afflitti que nós não conseguimos resolver nada. che noi non riusciamo a risolvere nulla. Então o descanso E quindi riposati. é a melhor coisa que Deus nos dá. E quindi il riposo è la cosa migliore che Dio ci dà. Porque se não fosse a melhor coisa, Perché se non fosse la migliore cosa, Deus não tinha permitido que Elias dormisse. Dio non permetteva che Elia dormisse. E no outro dia minha filha acordou E l'altro giorno mia figlia si è svegliata diversamente como ela Diver- tinha dormido. diversa da come lei aveva dormito. E ali Deus completou na sua vida E Dio lì ha completato nella sua vita aquilo que Ele prometeu para ela. quello che lui ha promesso per lei.
Hoje você pode ter esquecido Oggi tu puoi esserti dimenticato daquilo que Deus te di prometeu. quello che Dio ti ha promesso, Mas uma coisa eu vou dizer: ma una cosa ti dico, que Deus não é homem, che Dio non è un uomo nem filho do homem, né un figlio di un uomo, para que faça uma promessa perché faccia una promessa e não cumpra na e non sua la compia vida. nella sua vita. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Mas aqui continua a história de Elias. Ma qui continua la storia di Elia, A partir do versículo 11. a partire dal versetto 11. Pode começar a ler. Não, ele foi. Não, sempre a partir do 8. Pode Ok. começar. Egli si alzò, mangiò e beve, e per la forza che quel cibo gli aveva dato, camminò 40 giorni e 40 notti fino a Oreb, il monte di Dio. Lassù entrò in una spelonca e vi passò la notte, e gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: Che fai qui, Elia? Egli rispose: Io sono stato mosso da una grande gelosia per il Signore, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo e cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: Va fuori e fermati sul monte davanti al Signore. E il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco un mormorio di vento leggero. Amém. Aleluia. Elias caminhou 40 dias, 40 noites. Elia ha camminato 40 giorni e 40 notti. Elias foi para o Monte Horeb. Elia è andato al monte Oreb. O que é que aconteceu com Elias? Cos'è che è successo con Elia? Ele entrou numa caverna. Egli è entrato in una caverna. Deus no deserto, Dio nel deserto ele providencia tudo para nós. provvede a tutto per noi, Mas no monte, ma nel monte Deus, Dio, ele fala com nós egli parla con noi e ele trata com nós. ed egli tratta con noi. Aleluia. Ele entrou numa caverna. Egli è entrato in una caverna, O anjo já tinha tocado. l'angelo aveva già toccato, Ele já tinha comido. egli aveva già mangiato, Ele já estava forte. egli era già forte, Mas a crise emocional de Elias ma la crisi emozionale di Elia era muito grande. era molto grande. Ele nem se importou Lui nemmeno si è importato com aquilo que aconteceu. con quello che è successo. Ele ainda estava Egli ancora era com os ouvidos con le orecchie ouvindo ascoltando o que Jezabel tinha prometido para quello ele. che Jezabel aveva promesso per lui. É isso que acontece È quello che succede tante voltas na nossa tante vida. volte nella nostra vita. Nós continuamos com nossos ouvidos Noi continuiamo con il nostro ascolto auditivo para ouvir aquilo negativo. per ascoltare quello che è negativo. Mas Elias, Ma Elia, ele era um homem que ele viu a manifestação do Senhor. egli era un uomo che ha visto la manifestazione del Signore, Era com fogo, era nel fuoco, era com vento, era col vento era com tudo. Ele, Era com tava, tutto. ele vivencia isso. e egli ha vissuto questo. Quando ele viu isso, Quando egli ha visto questo, que diz assim: che dice così, primeiro ele viu prima egli ha visto Pode ler, amada. e il Signore passò. Vuoi che da lì che l'ha visto? Não vento. Ok. E il Signore passò, un vento forte. Vinha um vento grande. C'era un vento grande. Vento é poder, Vento è potere, mas não é a presença de Deus. ma non è la presenza di Dio. Depois veio o quê? Dopo che cosa ha visto? Um terremoto. Un terremoto. Terremoto é poder, È potere, mas não tem a presença de Deus. ma non ha la presenza di Dio.
Depois do terremoto veio fogo. E dopo del terremoto è arrivato il fuoco. O fogo é presença, Il fuoco è la presenza, mas não tinha a presença de Deus. ma non c'era la presenza di Dio. O que Deus quer nos ensinar com isso aqui? Che cosa Dio vuole insegnarci O con que questo? Deus queria ensinar para Elias? Cos'è che Dio voleva insegnare ad E Elia? que nós vamos aprender E hoje. che noi impariamo oggi? Que Deus, Che Dio, Ele quer nos revelar Egli vuole rivelarci manifestações extraordinárias manifestazioni straordinarie que nós ainda não vivemos. che noi ancora non abbiamo vissuto. Talvez hoje você diz assim: Talvolta tu oggi puoi dire così: tu espera do Senhor. aspetta nel Signore. Meu Deus, Deus não está agindo em nada. Ma Dio non sta agendo in nulla. Deus não está fazendo nada. Dio non sta facendo nulla. Eu estou orando. Io sto Eu pregando. estou jejuando. Io sto Eu digiunando. estou buscando. Io sto E eu cercando. não vejo mudar nada. E non vedo nulla. É porque Deus, Ele quer se manifestar no silêncio. È perché Dio vuole manifestarsi nel Deus, Ele se silenzio. manifesta no silêncio. Dio si manifesta nel Deus, Ele silenzio. trabalha também no silêncio. Dio lavora anche nel silenzio. Foi o que Ele fez com Elias. È stato quello che ha fatto con Elia. Hoje, Oggi Deus vai se manifestar na vida de vocês Dio si manifesta nella tua vita de uma maneira in un modo extraordinária que straordinario vocês ainda não che tu ancora viveram. non hai vissuto. E que veio aquela voz E viene quella voce mansa, mansueta, mansa. Por isso que eu digo, per questo che io dico, eu oro sempre. io prego sempre, Senhor, eu quero que meus ouvidos Signore, io voglio che i miei occhi, sejam i miei audivos, orecchi siano abertos aperti para ouvir per ascoltare quando tu falas comigo. quando tu parli con me. Chegou a voz mansa e disse: È arrivata la voce mansueta e ha detto: Elias, o que tu faz aqui? Elia, che cosa fai qui? O que nós estamos fazendo aqui? Che cosa stiamo facendo noi qui? Será que hoje nós estamos no deserto? Sarà che oggi noi siamo in un deserto Ou estamos dentro de uma caverna? o siamo dentro una caverna? Hoje Deus nos pergunta: Oggi Dio ci chiede: o que você faz aqui, Marinei? che cos'hai che fai qui, Marinei? O que você faz aqui, Che cos'è che tu fai Gabriela? qui? O que você faz aqui, Melia? Che cos'è che fai qui, O que Gabriella, você faz Melia? aqui, Adriana? Che cos'è che fai qui, Adriana? Deus hoje pergunta: o que você faz aqui, Dio Renata? oggi ti chiede cosa fai qui. E nós começamos a dar nossas desculpas E noi iniziamo a dare le nostre scuse daquilo que nós passamos, di quello che noi abbiamo passato, daquilo que nós fizemos. di quello che noi abbiamo fatto. Elias, ele deu uma excusa Elia ha dato una scusa porque ele pensou que perché gli ha com pensato toda aquela manifestação che con tutta quella manifestazione Israel fosse se converter. che Israele si convertisse. E ele pediu a morte. E lui ha chiesto la morte. Ele pediu. E gli ha chiesto. Ele estava desiludido. E lui era disilluso. Mas hoje Deus diz para nós: Ma oggi Dio dice per noi: não é isso que vai fazer nos parar. non è questo che ci fermerà. Porque o projeto que Ele tem determinado por nós, Perché il para progetto nós, che gli ha determinato per noi será completado. sarà completato. E que a obra da segunda casa E che l'opera della seconda casa será maior do que da primeira. sarà maggiore della prima. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí Deus diz assim, E lì Dio dice così, a partir do verso 13. a partire dal versetto 13. Já estou terminando a mensagem. Sto già quasi terminando il messaggio. Quando Elia lo udì, si coprì la faccia con il mantello, andò fuori e si fermò all'ingresso della spelonca. E una voce giunse fino a lui e disse: Agora, che a fai partir do qui, 15. Elia? A partir do 15 agora. Ok. Il Signore gli disse: va, rifà la strada del deserto fino a Damasco, e quando vi sarai giunto ungerai Hazael come re di Siria. Ungerai pure Jehu, figlio di Nimci, come re di Israele, e ungerai Eliseo, figlio di Safat da Abel Meola, come profeta al tuo posto. Chi scamperà dalla spada di Hazael sarà ucciso da Jehu, e chi scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo.
Ma io lascerò in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli il cui ginocchio non si è piegato davanti a Baal e la cui bocca non l'ha baciato. Aleluia. Glória a Deus. Deus mudou a vida de Elias. Dio ha cambiato la vita di O Elia. ministério de Il Elias ministero di Elia foi transformado è stato trasformato quando ele estava ali na caverna. quando lui era lì nella caverna. Porque Deus, Perché Dio, eu sempre digo, io sempre dico, ninguém pode nessuno può tocar toccare no ungido de Deus. nell'unto di Dio. Jezabel, Jezabel, ela queria tocar lei no voleva ungido de toccare Deus. nell'unto di Dio. Mas Deus disse aqui, Ma Dio ha detto così. Elias, volta pelo teu mesmo caminho que tu voltou, que tu veio. Elia ritorna nello stesso cammino per il quale sei arrivato. Elias era um profeta, Elia era un profeta, mas Deus ma Dio mudou o ministério de ha Elias. cambiato il ministero di Elia. Em vez de profeta, Invece di profeta, Deus desenvolveu Elias como um sacerdócio. Dio lo ha trasformato come un sacerdote. Porque naquela época, Perché in quell'epoca só quem tinha poder solo chi aveva potere para ungir um rei per ungere un re era um sacerdócio. era il sacerdote. E mais ainda Deus nos dá hoje como Deus é lindo. E ancora di più oggi ci dà Deus è come è bello, Dio è bello. Deus cuida de nós. Dio prende cura di noi. Elias se sentia só. Elia si sentiva solo Ele disse: eu estou só. e gli disse: io sono solo, Eu fiquei só. io sono Mas rimasto o que solo. foi que Deus disse? Ma cos'è che Dio ha detto? Também eu fiz ficar em Israel 7.000 joelhos de joelho por você. Io anche ho fatto rimanere 7.000 ginocchi in ginocchio per te. Você pode dizer hoje: Dio oggi può dire per te oggi. eu estou só. Tu puoi oggi dire: io sono solo. Mas Deus levanta Ma Dio alza intercessores intercessori pela sua vida, per la tua vita, sem menos que você saiba. senza nemmeno che tu lo sappia. Porque aquele que está na batalha com Deus Perché colui che è in battaglia con Dio não perderá nenhuma. non ne perderà nessuna. E Deus não deixa batalhar sozinho. E Dio non lascia che battagli da solo. Ele levanta Egli alza intercessores intercessori pela sua vida, per la tua vita, para que você se levante, perché tu ti alzi, para que te dê ânimo, perché tu ti dai para que animo, você continue perché tu continui aquele sonho que Deus já determinou para a sua quel vida. sogno che Dio ha già determinato per la tua vita. Esse é o Deus que nós servimos. Questo è il Dio che noi serviamo. Esse é um Deus de poder. Questo è il Dio di potere. E o Deus de Elias é o nosso mesmo Deus. E il Dio di Elia è il nostro stesso Dio. Ele não mudou. Egli non è cambiato. Nós podemos mudar, Noi possiamo cambiare, mas o nosso Deus ma não il nostro muda. Dio non cambia. Mas uma coisa eu posso dizer, Ma una cosa posso dire, que Ele nos ama, che Egli ci ama, que Ele nos trata tão bem, che Egli ci tratta così bene, tanto de portar pão, tanto da portarci il pane, de te tocar di toccarci e de te dizer: e di dirti: eu estou aqui, meu filho. io sono qui, mio Eu figlio. estou aqui, minha Io sono filha. qui, figlia mia. Tu não morrerás. Tu non morirai. Não é uma palavra de Jezabel Non è una parola di Jezabel que vai te matar. che ti ucciderà. E para alegrar mais o nosso coração. E per allegare ancora di più il nostro cuore, Vocês lembram voi vi ricordate que Jezabel disse che Jezabel disse que ele tinha 24 horas che aveva 24 ore no dia. in un giorno. 24 horas 24 ore ele ia morrer. Elia sarebbe morto. Mas o que foi que aconteceu com Elias? Ma cos'è che è successo con Elia? Para Deus Per nos Dio, mostrar per Dio mostrarci que ninguém determinará a tua morte che nessuno determina la tua morte sem que seja determinada por Ele. sen che sia determinata da Dio. Porque a vida da gente Perché le nostre vite pertence a Deus. appartengono a Dio. Aleluia, aleluia. Por fim, Elias foi levado ao céu de uma forma sobrenatural. E alla fine Elia è stato portato al cielo e elevato in una forma soprannaturale. Elias não morreu.
Elia non è morto. Elias não passou pela morte. Elia non è passato per la morte. Ele pediu para morrer. Lui ha chiesto di morire. Mas Deus tinha projeto Ma Dio aveva un progetto para a vida dele. per la sua vita. Transportou Lo ha trasportato sem passar pela morte. senza passare per la morte. Não é Jezabel que vai te matar. Non è Jezabel che ti uccide. Eu não sei. Io non so. Tem pessoas aqui Ci sono persone qui que Deus me mostra. che Dio mi mostra Passa a noite acordada, che passano la notte sveglia, preocupada com o dia de amanhã. preoccupate con il giorno di domani. Diz a palavra do Senhor. E dice la parola del Signore: Olha para as aves do campo. guarda per gli angeli del campo, Elas comem, guarda per gli uccelli del campo e si mangiano, se alimentam, si alimentano, bevono e não plantam nada. e non piantano nulla. Por que estás preocupado? Perché siete preoccupati? Dorme, Dormite, porque o Senhor é a providência da nossa perché il vida. Signore è la provvidenza nella nostra vita. Não te preocupas. Non preoccuparti, Buscai primeiramente o reino do céu, cercate prima il regno del cielo, que as outras coisas serão che le altre cose vi acrescentadas. saranno aggiunte. Aleluia. Aleluia. Essa é a mensagem Questo è il messaggio que Deus colocou no meu coração, che Dio ha messo nel mio cuore, que Deus me tratou. che Dio mi ha trattato. Eu liguei para a irmã Sandra Io ho chiamato la sorella Sandra e disse para ela: e dissi così: faz uma semana è una settimana que eu quero mudar che voglio cambiare a mensagem, il messaggio, mas é uma semana ma è una settimana que Deus me colocava che Dio mi dà questo messaggio. esta mensagem. Eu espero Io aspetto, que o Espírito Santo de Deus io spero che lo Spirito Santo di possa Dio ter testificado Po- na vida de vocês possa intensificare nella vostra vita aquilo que Deus testificou na minha. quello che Dio ha intensificato nella mia. Eu não sei qual é a crise que vocês estão passando. Io non so qual è la crisi che state passando, Eu não sei qual é a fase que vocês estão io passando. non so qual è la fase che voi state passando, Mas se estiver no deserto, ma se siete nel deserto, Deus vai te alimentar e vai te dar de beber. Dio ti alimenterà e ti darà da bere. E se estiver na caverna, E se sei nella caverna, Deus vai falar contigo. Dio parlerà con te Uma voz mansa in una voce mansueta que te trará che paz, ti porterà pace, para que você saia perché tu esca com a bandeira da vitória con la bandiera della vittoria e alça e alza e glorifica o e Senhor. glorifica il Signore, Porque Deus é Deus. perché Dio è Dio, Deus é Deus. Dio è Dio. Aleluia. Podemos alçar-se? Possiamo alzarci, Vou fazer uma oração. farò una preghiera Que nós podemos che noi possiamo colocar a mão no nosso coração. mettere la mano nei nostri cuori. Senhor, meu Deus, meu Padre, grandioso e poderoso és tu, Senhor. A tua palavra, a tua parola está, Senhor, meu Pai, passata hoje, Pai. E nós, Senhor, em questa sera nós impariamo, Senhor, abbiamo imparato que o Senhor é um Dio de miraculo, Tu és um Dio que nos não lascia, Senhor, a padecer e a morrer, Senhor. Em nossa emozione, Padre, que nós criamos dentro de nós. Que Tu seja um Deus que nos libera, Senhor, de tudo aquilo que tem se alçado contra a nossa vida, Padre. Se questa sera, Signore, c'è qualcun fratello o uma sorella che hanno sentito le ameaça, Signore, come Elia ha sentito di Jezabel. Ameaça de morte. Mas hoje, em nome de Jesus, que esta ameaça possa ser aniquilada pelo poder do Espírito Santo. E que essa pessoa hoje, Senhor, possa sentir paz. Que essa pessoa hoje possa dormir. Se tem pessoas aqui, Senhor, que passam por período de insônia, por período de conturbação, Senhor, nas suas almas, que muitas vezes elas não sabem nem explicar o que tem. Mas hoje o Senhor porta, Senhor, para elas o pão, que é o alimento puro, Jesus.
e que fortifica elas, Senhor. Tira elas, Senhor, meu Deus, desse pé de zimbro. Alimente elas, Senhor, e dê a ela a água, Senhor, que purifica. Anque, Senhor, se elas possam correr. Anque, Senhor, se elas entram numa caverna. Mas o Senhor é um Deus poderoso para tirá-las de lá. Sai da caverna. Sai da caverna, pode sair. Porque o nosso Deus é poderoso para te sustentar, para mudar a história da sua vida. Porque nós somos seus filhos. Ele nos vê, Ele nos toca, Ele nos ensina uma nova estrada, para que nós possamos glorificar o seu nome. Vai tocando o Senhor em vidas angustiadas, em vidas atribuladas, em pessoas, Senhor meu Deus, que estão passando por momento de conturbação, Pai. O Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus. Kátia, vai ali e abraça aquela moça de camisa preta ali. Tu não estás só. Deus te manda dizer hoje: tu não estás sós. Ele vai te sustentar nesse deserto que tu estás passando. É um deserto emocional, mas é o Senhor que vai te abraçar nesta noite. É o Senhor que vai te tocar. Senhor, vai tocando nas pessoas que estão com enfermidade, Senhor. Enfermidade física, enfermidade espiritual. Tem pessoas aqui, Senhor, que não conseguem mais nem orar, não conseguem se levantar, não conseguem mais ler a tua palavra. Mas hoje o Senhor é um Deus que renova. Renova, Senhor, dê coisas novas, dê nova unção como tu deu para Elias, Senhor. Dê novos projetos, Pai. Faça, Senhor, que eles te vejam na manifestação, Senhor, que não é, Senhor, a manifestação barulhenta, mas uma manifestação, Senhor, suave, Pai, para que Ele possa entender, Senhor, que ela é a brisa do Teu Espírito Santo, que sufia, Pai, sopra a fátia de louro, e possam sentir a paz, para continuar, Senhor, a caminhada que Tu has determinado para cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento, Senhor, esta mensagem, e te apresento cada irmão, Senhor, que está aqui nesta noite. Que eles possam, Senhor, receber de Ti uma nova unção, e que eles possam amanhã, nesta noite, Senhor, já ver uma diferença e dizer assim no outro dia: como eu estou renovado, como eu estou bem, como eu dormi bem, porque o Senhor faz assim, em nome de Jesus, amém. Tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del Tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la Tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Voglio stare vicino a Te, desiderare di piacere a Te. Io voglio fare la Tua volontà e adorarti
tuo cuore, Padre, e che cresca in me il carattere di Cristo e del tuo Spirito. Fammi amare ciò che ami, dammi la tua forza per sradicare dal mio cuore ciò che non è tuo. Io voglio stare vicino a te, desiderare di piacere a te. Io voglio fare la tua volontà e adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti. Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che ricerca il tuo volto più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti, per adorarti, per adorarti. Salirà. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà, chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Chi salirà, chi salirà sul monte tuo, chi resterà davanti a te. Fai che sia io, fai che io veda la gloria tua. Oh, Padre, dammi un cuore puro, Padre, dammi un cuore che Ricerca il tuo volto. più di tutto. Padre, dammi mani pure, Padre, dammi mani che alzerò verso il cielo per adorarti.
insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, 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 con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo tu sei, Santo. Con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo, con gli angeli insieme a noi, cantiamo ad una sola voce. Santo, Santo. La terra canta, il cielo adora, E tutti gridano che tu sei santo. la terra canta, Il cielo adora e tutti gridano che tu sei santo. Amen, amen, fratelli, amen, alleluia. Gloria a Dio. Santo, santo è il Signore. Io non so voi, ma io ho sentito la presenza di Dio oggi. Veramente. La parola di Dio oggi ha parlato con me. Oggi Dio vi dà il pane e l'acqua. Vi dà il pane e l'acqua. Voi dovete fare solo che prendere questo pane, mangiarlo, bere quest'acqua e berla per essere trasformati. Dio ha un proposito per voi, ha un progetto per voi, vuole trasformare le vostre vite. Gloria a Dio, che le vostre vite siano trasformate da questo pane, da questa acqua. Gloria a Dio. Facciamo una preghiera, fratelli. Padre Santo, grazie Signore per le tue parole oggi, grazie per averci dato una nuova parola dentro il nostro cuore, ma che veramente noi abbiamo questa volontà di prendere questo pane, Padre, di prendere quest'acqua, Padre, che noi abbiamo questa volontà nonostante le nostre difficoltà, nonostante noi siamo a terra, che abbiamo questa forza di prendere questo pane, quest'acqua, Padre, per essere rinvigoriti, per essere più forti e per poter essere trasformati, per poter essere persone che intercedono anche per chi ha bisogno, perché ci sono persone qua fuori che hanno bisogno di noi. Alleluia, alleluia, Padre, manda me, dite questo, manda me, Padre. Dammi il pane, dammi l'acqua, Padre, che ho bisogno. Aiutami, rinforzami, fammi sentire la tua voce. In nome di Gesù, Padre, benedici tutte le persone che sono qui in questa sala e anche tutte quelle che sono fuori, che non hanno potuto venire. Benedici tutte
tutte le persone che hanno bisogno in questo mondo della tua protezione, del tuo amore, Padre. Grazie. Fate così con le vostre mani e che la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, che l'amore di Dio Padre e la consolazione dello Spirito Santo sia con noi ogni giorno di tutta questa settimana. E la Chiesa può dire Amen. Fratelli, c'è la cantina, se avete voglia di mangiare potete rifocillarvi qui da noi. Amen.